Centro Candiani. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del Veneto sono riuniti in assemblea. Sul tavolo una questione cruciale. Il testo unico sulla sicurezza, diventato legge circa un anno fa con l'accordo e la partecipazione delle parti sociali, è oggi rimesso in discussione. A fine marzo, infatti, il governo ha approvato un decreto correttivo, ora al vaglio delle commissioni parlamentari, che lo stravolge, ridimensionando per esempio, in caso di incidenti, le sanzioni e le responsabilità di imprenditori e dirigenti. Purtroppo di fronte a questa, che è una vera e propria tragedia sociale, stiamo assistendo a un tentativo del governo di manomettere il testo unico della sicurezza che, ove dovesse passare, comporterebbe un allentamento delle sanzioni, delle possibilità di intervento sul terreno della prevenzione e anche della contrattazione sindacale per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. Intanto si continua a morire. Solo 2 giorni fa l'ultimo infortunio mortale per un giovane di Mazzorbo, Venezia. I numeri degli incidenti calano, ma troppo lentamente. Nel 2008 sono stati circa 100.000, di cui 100 mortali. La media si aggira intorno ai 500 infortuni al giorno, con punte altissime nel settore delle costruzioni, dove si verifica il 42% delle morti bianche. Le ispezioni operate dallo Spisal, dunque da un soggetto pubblico, dicono che i cantieri a norma sono non a norma sono la stragrande maggioranza, e ove si andasse a vedere in maniera più approfondita quello che avviene per quanto riguarda le esternalizzazioni, le ditte in appalto e in subappalto, potremmo verificare che purtroppo, ahimè, anche in una regione come la nostra, dove c'è un forte impianto produttivo, le condizioni di sicurezza delle persone diminuiscono. Anche se nell'edilizia e nel manifatturiero le giornate di lavoro sono calate per via della crisi, il numero degli incidenti non è crollato, perché i controlli sono ancora insufficienti. Su 27.500 cantieri aperti in Veneto l'anno scorso, quelli controllati sono stati 3.800. A questo ritmo, per essere in grado di ispezionare almeno il 30% dei cantieri, bisognerebbe aspettare 15 anni. Più tecnici Spisal dunque, ma anche più formazione e meno precarietà, perché gli infortuni si combattono anche conoscendo bene le macchine, il ciclo produttivo, le sostanze utilizzate, e se si è costretti a passare continuamente da un lavoro all'altro, questo diventa impossibile.